Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Voti in cambio di lavori pubblici. Il blitz Mercurio contro la famiglia Santapaola Ercolano di Catania mette a nudo i rapporti tra mafia e politica. Tra i 19 arrestati anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Omicidio a Balestrate. Cangemi condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. A Palermo è violenza senza fine. Al TG Sicilia la testimonianza di un ragazzo picchiato da una baby gang. A Scicli, grave episodio di violenza familiare, un bimbo di 5 anni con braccia e gambe fratturate. Arrestato il padre, il piccolo sottoposto a 2 interventi chirurgici. È giallo a Marsala per la morte di un 59enne trovato seminudo nel suo appartamento con ematomi alle gambe. Riprende l'eruzione dell'Etna, nuova fessura a quota 3.000 metri. Intanto continua il grande afflusso di escursionisti e curiosi in quota. Maschere, coriandoli e stelle filanti. Il carnevale entra nel vivo. Accanto ai grandi classici, tra i costumi più richiesti, quest'anno vince Squid Game, la serie TV coreana campione di ascolti su Netflix. Calcio, in Serie B il Palermo si rialza e vince 3-0 con il Cosenza. In C, secondo pareggio consecutivo per il Catania da Altamura. Il pari scatena la rabbia della dirigenza rossazzurra contro l'arbitro. Bentrovati, ancora in primo piano questo caso di voti in cambio di lavori pubblici. Il blitz Mercurio contro la famiglia Santapaola Ercolano di Catania ha messo a nudo i rapporti tra la mafia e la politica. Tra gli arrestati c'è anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Lorena Dolci. Voti in cambio di appalti. Il patto tra mafia e politica si rinnova. Da Catania a Mister Bianco a Ramacca. Al centro, sempre Santapaola Ercolano, il clan che mantiene, scrive la Procura di Catania, rapporti privilegiati con la politica locale e regionale. Il blitz Mercurio, coordinato dalla DDA di Catania, ha fatto luce sulla capacità della mafia catanese di condizionare il settore degli appalti pubblici. 19 gli arrestati tra boss, intermediari e politici, su cui pendono 15 capi di imputazione, associazione mafiosa, voto di scambio, estorsione, droga, per citarne alcuni. In manette anche Giuseppe Castiglione. Nel 2022, in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Catania, ricostruiscono i magistrati, avrebbe cercato l'appoggio dei santapaoliani per la sua candidatura all'Ars. Ernesto Marletta, Rosario Bucolo e Domenico Colombo, vertice della famiglia catanese, gli avrebbero procurato i voti. A fare da intermediario Giuseppe Coco. Castiglione viene eletto nella lista autonomisti per l'Ars, in cambio di appalti per la gestione del cimitero di Catania. Lo scambio voti-interessi si replica anche a Mister Bianco. In manette è finito un consigliere comunale, Matteo Marchese, eletto nel 2021 con Italia Futura e poi passato all'MPA, sempre grazie ai voti della mafia. La famiglia mafiosa di Ramacca invece si sarebbe adoperata a sostenere l'elezione poi avvenuta del sindaco Nunzio Vitale e del consigliere comunale Salvatore Fornaro, poi eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. Anche loro sono stati arrestati dai ROS. Oltre che di politica, la mafia poi continua ad occuparsi di estorsioni, organizzando con il gruppo del Castello Ursino le richieste di pizzo ai commercianti del centro e di onoranze funebri. Sequestrate 2 società, la Nicotra Biagio Alessi e la Onoranze Funebri San Marco, per un valore di 300.000 euro. L'operazione rappresenta la prosecuzione dell'inchiesta Agorà, che mise in ginocchio i vertici di Cosa Nostra catanese, ma i sopravvissuti, dimostra l'operazione di oggi, si riorganizzano velocemente. E come sentivamo nel servizio, appunto tra i 19 arrestati c'è anche il deputato all'Ars Castiglione, che ha annunciato di presentare le sue dimissioni da capogruppo e dagli incarichi in commissione antimafia. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Giuseppe Castiglione lascia. Annuncia l'intenzione di dimettersi dalla Commissione regionale antimafia e dal gruppo Autonomisti e Popolari di cui è presidente, anche se non molla il seggio all'Ars. Le intenzioni dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Catania sono state rese note dal suo legale, l'avvocato Salvo Pace. Il deputato autonomista, 46 anni, è il figlio di Santo Castiglione, storico esponente del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale poi, recentemente scomparso. In passato anche presidente dell'autorità portuale di Catania.
Castiglione, dipendente della SAC in aspettativa per incarico politico, dopo essere stato consigliere provinciale per Alleanza Nazionale, era approdato al Consiglio Comunale di Catania nel 2013. Nel 2022 è stato eletto deputato all'Ars con un bottino di oltre 5.300 voti, grazie a un accordo fra MPA e Popolari che aveva dato vita alle liste autonomiste e popolari. Le sue dimissioni, anche da deputato, vengono chieste a gran voce dai 5 Stelle e da Ismaele Lavardera, che annuncia anche un sit-in domani. Un arresto che disorienta e preoccupa, secondo il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro. Rilevante anche un'altra figura, quella del consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, ex vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e vicepresidente del Consiglio Comunale di Misterbianco, anche lui arrestato oggi insieme ad altre 2 persone. Gli altri coinvolti nell'operazione sono il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Salvatore Fornaro. Quest'ultimo sarebbe stato un personaggio politico in ascesa, strettamente legato ad Antonino Di Benedetto, considerato affiliato alla famiglia locale, legato a sua volta al gruppo Santa Paolo Ercolano, al quale doveva essere garantita la sponda politica e un ruolo strategico all'interno dell'amministrazione comunale. Continuiamo con la cronaca, torniamo a parlare del caso di quel giovane ucciso durante una lite in una discoteca a Balestrate. È stato condannato un coetaneo a 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Fatale un calcio violento sferrato al collo. Tonino De Mana. 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il GUP di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato Andrea Gangemi, 21 anni, per la morte di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni ucciso il 14 gennaio 2024 al culmine di una rissa scoppiata davanti ad una discoteca di Balestrate. Secondo la ricostruzione dell'accusa, fu Gangemi a sferrare violentissimi calci che tramortirono Bacchi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico, il ragazzo morì all'alba. Fatale la rottura dell'osso del collo. I familiari della vittima, parte civile al processo, hanno sempre contestato la ricostruzione della procura e della difesa degli imputati. Per loro si sarebbe trattato di omicidio volontario. In tutto furono 10 le persone coinvolte ed indagate per quella rissa, rivelatasi mortale. Alcuni hanno patteggiato, altri hanno scelto il rito ordinario. Accusati di rissa aggravata sono stati condannati ad 1 anno e 8 mesi Gaetano Lo Giudice e ad 1 anno Alessio Greco. Decisive, ai fini dell'indagine, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono state le immagini delle videocamere piazzate all'esterno del locale. Rapinatori e bulli scatenati a Palermo, raffica di raid in pieno centro. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un ragazzo che è stato picchiato da una baby gang. Siamo stati picchiati, ci ha detto, ma nessuno interveniva in nostro soccorso. Marco Gulla. Ancora episodi, ancora violenza nel centro storico di Palermo. Rapinatori e bulli seminano paura per ragazzi in cerca di svago e turisti alla scoperta della città. Non c'è pace. Nelle ultime ore altri assalti hanno allungato la lista dei reati. La scorsa notte è tornata a colpire la banda di extracomunitari che ha messo a segno un altro colpo. Nel mirino sono finiti 3 turisti tedeschi accerchiati, aggrediti e ripuliti mentre si trovavano ai 4 canti. E poi aggressioni ai danni di adolescenti. Questa è la testimonianza di un ragazzo minorenne che assieme ad altri 3 amici è stato aggredito da una banda di 10 coetanei all'interno di un fast food a Piazza San Domenico. Dandoci scappellotti sul collo, sulla testa, sul ventre, tirandoci la sedia indietro nell'intento di farci cadere, dando calci sulla spalliera della sedia, tirandoci gomme da masticare, già masticate, quindi pensi lei, e delle monete. Poi l'aggressione fuori dal locale. Una parte di questi ragazzi che ci rincorre e 2 motorini con tanti altri ragazzini di sopra che ci hanno accerchiati di davanti. Quindi ci hanno chiuso sia da davanti che da dietro. L'unica soluzione restava la strada. Io non riuscivo a urlare aiuto dalla paura, non ero in preda al panico, quindi facevo il segnale di aiuto con il pugno. Tutti guardavano ma nessuno capiva e nonostante io stessi indicando pure la scena perché dei miei amici stavano venendo malmenati. E poi rapine, furti, assalti. Il centro storico in una determinata fascia oraria continua ad essere terra di nessuno.
E intanto un nuovo tentato furto a Palermo con spaccata. Ad essere preso di mira il locale Le Savoscerie in via Principe di Villafranca, aperto da 10 giorni. 2 giovani con un mattone hanno mandato in frantumi la vetrina e tentato di portare via la cassa, ma qualcuno ha dato l'allarme mettendoli così in fuga. E adesso andiamo a Scicli per parlare di questa storia terribile, un grave episodio di violenza e maltrattamenti in famiglia. Un uomo è stato arrestato per gravi lesioni sul figlio di soli 5 anni, fratture multiple alle braccia e alle gambe. Il bambino è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, ora è stato dimesso e riaffidato alla madre. Veronica Barbarino. È caduto dal letto, dice la madre durante la chiamata da Scicli al 118 e lo dichiara anche di fronte ai soccorritori in casa, riferendosi al figlio di 5 anni, ma la situazione appariva diversa. C'era il bambino seduto sul divano con gli occhi tristi, spaurito, impaurito, e la mamma che ci raccontava che il bambino era caduto dal letto e gli faceva male la gambetta e per questo dovevamo portarlo in ospedale. Lei asseriva che questo bambino aveva avuto anche la 5ª malattia e molto probabilmente i dolori che aveva addosso erano da ricondurre a questa malattia. I sanitari, insospettiti da lividi e dalle fratture sul corpicino del bambino, fingendo di credere alla versione della madre, lo hanno portato in autoambulanza verso il pronto soccorso di Modica. Ho chiuso il finestrino dicendo che stavo chiamando pediatria per vedere se c'era a posto, una scusa banale per... In realtà invece stavo attivando il codice rosa con la centrale operativa di Catania, che da lì a poco avrebbero attivato sia il pronto soccorso di Modica che le forze dell'ordine. In ospedale i medici hanno constatato fratture e lesioni varie, non compatibili con una semplice caduta, come dichiarato dalla madre. Dopo giorni di indagini si è arrivati all'arresto del compagno della donna, padre biologico del bambino, un padre che non ha mai riconosciuto il figlio pur vivendo insieme al piccolo e alla madre. Si tratta di un 39enne che dovrà adesso rispondere di lesioni gravi e maltrattamenti. Intanto il piccolo, dopo essere stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, è ora stato dimesso e riaffidato alla madre. È stato un grande intervento quello compiuto dai miei ragazzi che confermano l'eccellenza della SEUS 118 Regione Siciliana. Un affettuosissimo abbraccio al bimbo a cui davvero tutti vogliamo bene. I carabinieri di Camastra in provincia di Agrigento hanno arrestato un 29enne per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Le violenze sarebbero cominciate nel 2024. La vittima per mesi sarebbe stata aggredita, minacciata e insultata dall'uomo, spesso ubriaco. E adesso invece andiamo a Marsala dopo il brutale omicidio di Anna Peralta, l'84enne deceduta a causa delle percosse del figlio, adesso in carcere. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l'autopsia per chiarire la morte di un 59enne che invece è stato trovato nel suo appartamento e che presentava ematomi alle gambe. Laura Spanò. Si attende l'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di Marsala per chiarire il giallo che si cela dietro la morte di un uomo di 59 anni ritrovato giovedì scorso nella sua casa alla periferia della città. La Procura liletana ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per fare luce sulle cause che hanno determinato il decesso dell'uomo trovato sul pavimento del suo appartamento. L'allarme era scattato giovedì pomeriggio. Una zia dell'uomo che viveva nello stesso stabile, non avendo più notizie del nipote, aveva deciso di forzare la porta dell'appartamento insieme ad alcuni parenti. Una volta entrati, l'ha scoperta. L'uomo era riverso a terra, indossava una felpa ma era senza pantaloni. Sulle gambe erano presenti diversi ematomi, elemento che ha spinto gli inquirenti a disporre l'autopsia per fare piena luce. Tutte le ipotesi sembrano aperte, anche quella di una probabile morte naturale, forse al momento la più accreditata. L'uomo viveva in un appartamento alla periferia di Marsala, in via Aurelio Saffi, una parallela della via Guglielmo Oberdan, strada questa in cui abitava Anna Peralta, l'anziana di 84 anni, morta in ospedale nei giorni scorsi per le percosse del figlio, ora rinchiuso in carcere, ma al momento però è solo una coincidenza.
Al Policlinico San Marco di Catania uno straordinario e primo intervento al mondo di terapia genica ha salvato una bimba di 20 mesi affetta da una rara malattia destinata a uno stato vegetativo. La piccola potrà avere adesso una vita normale. Adelaide Barbagallo. Non parlava, non poteva muoversi né alimentarsi. Una bimba di 20 mesi affetta da una rara patologia neurometabolica che comporta il rapido e irreversibile deterioramento fino allo stato vegetativo è praticamente guarita grazie a una terapia genica che per la prima volta al mondo è stata effettuata al Policlinico Rodolico di Catania. La bambina sta bene, grazie a Dio, è tornata a casa una settimana dopo l'intervento, ha ripreso una serie di movimenti, ha ripreso a interagire con l'ambiente, a sorridere, ad afferrare gli oggetti. Sono stati infusi dei virus modificati che contengono il gene mancante nei neuroni della bambina per produrre un enzima che è determinante a sua volta per la produzione da parte del cervello di neurotrasmettitori. Un intervento straordinario illustrato alla presenza dell'assessore regionale alla salute. Professionisti che hanno dimostrato che in Sicilia si possono fare le cose. Da un lato dunque le eccellenze, dall'altro le lunghe liste d'attesa che continuano ad esserci nella sanità pubblica. Le liste d'attesa hanno bisogno in questo momento di un atto di coraggio nell'organizzazione che riveda i processi così come sono stati pensati negli ultimi 50 anni, che evidentemente non vanno nella maniera giusta. Tra gli obiettivi dell'assessore la presentazione del bilancio di rientro entro il 31 dicembre del 2026. E torniamo a parlare adesso dell'Etna che riprende l'attività dell'eruzione fusiva dalla fessura a quota 3.000 metri. A non essersi mai fermato invece è il grande afflusso di escursionisti e curiosi sul fronte lavico e con esso anche gli interventi del soccorso alpino. Ieri è stata salvata una donna che si era infortunata ma stava per entrare in ipotermia. E poi un terremoto notturno ha svegliato gli abitanti dei paesi etnei. Ci dice tutto Eva Spampinato. Mentre l'Etna riprendeva la sua attività dalla frattura che si è aperta alla base della Bocca Nuova a quota 3.000 metri, una scossa di terremoto, piccola di magnitudo 2,6 ma abbastanza superficiale da far sentire la sua forza, ha risvegliato la popolazione dei paesi etnei. L'eruzione fusiva, incominciata lo scorso 8 febbraio, aveva avuto un forte rallentamento, anche se non si era mai del tutto fermata. Ieri pomeriggio le telecamere dell'INGV avevano osservato una ripresa dell'attività stromboliana dai crateri sommitali con un aumento del tremore vulcanico che registrava la risalita dei livelli di energia di risalita del magma nei condotti interni dell'Etna. A non essersi mai fermato invece è il grande afflusso di escursionisti e curiosi sul fronte lavico e con esso anche gli interventi del soccorso alpino. Ieri è stata salvata una donna che si era infortunata alla caviglia ma stava per entrare in ipotermia. Il personale specializzato del soccorso alpino della Guardia di Finanza a bordo di 2 fuoristrada ha raggiunto il rifugio San Giovanni Gualberto, da dove ha proseguito con la motoslitta fino a raggiungere la donna, poi trasportata in ospedale. E adesso a Catania, dove è stato ripristinato il gas nella zona di Trappeto Nord, il sindaco Trantino ha illustrato il programma dei lavori tappa per tappa fino a marzo. Sentiamo. A 1 mese e 3 giorni dalla fuga di gas che provocò l'enorme esplosione di via Gualandi a Catania, c'è una data per il ritorno alla normalità nella zona di Trappeto Nord. A comunicarla è il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un post sui social, ed è quella del 15 marzo. Entro quella data i rubinetti del metano dovrebbero essere aperti per tutti gli utenti, meteo permettendo. Da oggi saranno effettuati i lavori in corrispondenza della rotatoria di via Ustica, scrive il Primo Cittadino. Nei giorni 25 e 26 febbraio, quelli per la riattivazione della rete gas metano nella via Santa Rosa da Lima e successivamente per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. Quindi, a partire da giorno 28, la rete sarà nuovamente in gas e passeranno le squadre dei tecnici per eseguire le operazioni di riapertura dei singoli utenti. 2-3 giorni. Trantino prosegue con un dettagliato cronoprogramma che prevede anche la costruzione di un tratto di condotta lungo la via Sebastiano Catania fino a via Galermo.
A Catania il comitato Fossa della Creta ha vinto la sua battaglia. Dopo aver raccolto 500 firme sono stati sospesi i lavori per l'installazione di un'antenna di telefonia a ridosso delle abitazioni in via Vincenzo Zaccà. Si è aperta una fase di dialogo tra amministrazione comunale e i vertici di Iliad, fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Ora si dovrà valutare la disponibilità di siti alternativi. E adesso parliamo del carnevale che entra nel vivo questa settimana tra principesse, pirati e gli evergreen di sempre. Quest'anno a scalare le classifiche dei vestiti più richiesti ci sono le maschere di Squid Game, la serie TV coreana campione di ascolti su Netflix, il servizio di Desiree Ferlito. Principesse, pirati, supereroi, personaggi dei cartoni nuovi e ritornati in voga dopo anni. Il periodo più colorato dell'anno è iniziato. Tranne qualche ritardatario, bimbi adulti hanno già scelto da cosa travestirsi per questo carnevale. Sto acquistando un vestito per mio marito e quindi sono indecisa tra il messicano e ora il romano, diciamo Cesare. C'è solo l'imbarazzo della scelta. I gotici, lui e lei abbinati. Molto anche i supereroi. Principesse, questi qua grandi classici sono sempre più richiesti. Oltre ai classici poi c'è chi punta sull'originalità. Stupire, per gli adulti soprattutto, è la parola d'ordine. Adame te, ma perché quest'anno sono impazziti con questo vestiti? Ma tra maschere di tutti i tipi sembra esserci un vincitore assoluto. Dopo aver scalato le classifiche delle serie TV più viste in assoluto su Netflix, scala anche la classifica delle maschere di carnevale più richieste, da adulti ma soprattutto dai bambini. Quest'anno Squid Game è la serie del momento, tutti quanti i bambini sia grandi sono malati per questo vestito. Eh sì, non è esattamente una serie per bambini, ma pare che il vestito da guardia, con tanto di maschera, cerchio, quadrato o triangolo e l'immancabile mitra, insieme alla tuta del giocatore 456 famoso per le sue avventure, o per meglio dire disavventure, sulla popolare serie TV coreana, appassiona tutti. L'importante è non prendersi mai troppo sul serio. Questi qua sono i vari scherzi e il topo parlante che è la novità di quest'anno. Le basti tocca i denti, lui parla. Tocca i denti? Oh! Hai sentito cosa ha detto? E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina calcistica. Si parte con la Serie B, con il Palermo che finalmente torna alla vittoria. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, la Serie B con il Palermo che torna a vincere, batte il Cosenza 3-0 e si rilancia in classifica. Il tecnico Dionisi dice bisogna continuare così. Marco Gulla. Un tris che regala serenità e rilancia le ambizioni. Il Palermo torna alla vittoria in trasferta dopo 5 mesi, 3-0 al Cosenza e 3 punti che permettono ai rosanero di rimanere a -2 dalla zona playoff. Dopo un avvio turbolento con il Cosenza vicinissimo al gol in 3 circostanze, il Palermo l'ha sbloccata con Pierozzi. Nella ripresa, su questo tocco di mano di Dorazio, è stato assegnato il rigore che Brunori ha trasformato. A chiudere le marcature, il finlandese Poyampalo. La vittoria sofferta all'inizio, però insomma queste sono le partite, nel senso siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B, fuori casa non vincevamo da un po', ci serviva vincere una partita fuori casa e ora dobbiamo preparare bene la settimana per la prossima, perché ora è l'unica cosa che conta, non guardarsi indietro mai e pensare alla prossima. Nel pomeriggio positivo di Cosenza il Palermo non ha subito gol, ha creato gioco a centrocampo e ha mostrato i muscoli in avanti, ma adesso la formazione rosanero deve trovare la continuità. È stata una partita che ci dà consapevolezza ai nostri mezzi, era importante vincere e ora serve soltanto continuità. La parola che usiamo più spesso, ma bisogna cercare di metterla all'opera. Ecco. Prossimo turno in casa, domenica alle 15 contro il Brescia. In Serie C invece il pari di Altamura scatena la rabbia della dirigenza del Catania contro l'arbitro e riapre una volta di più il problema legato ai troppi infortuni. Marco Carli.
Tanta rabbia contro arbitri e assistenti e per una sequenza di infortuni che non si arresta mai. Sono i due fili conduttori del post Altamura Catania, un pareggio, il secondo consecutivo che non soddisfa. Un rigore negato, quello su stop e l'espulsione inesistente per fallo di reazione del giocatore etneo incidono pesantemente sul risultato finale. L'accusa della dirigenza è chiara e non riguarda solo la partita con i pugliesi. Abbiamo immagini che fanno vedere chiaramente un rigore nettissimo. È un'espulsione che francamente mi lascia senza parole. Per l'ennesima volta una decisione arbitrale che va contro il nostro club. Questo club investe milioni di euro e noi vogliamo essere tutelati. Poi c'è la gara che racconta di un Catania che in avvio ha poco ritmo e qualità, spesso gioca in orizzontale. L'Altamura ne approfitta e passa in vantaggio con Leonetti su rigore, ingenuità di Celli sul fallo. Poi si accende Jimenez che dà verve e lampi di classe e lui a pareggiare a fine tempo su bel cross di Celli. La ripresa vede un Catania che ci prova in avvio e i rossazzurri rischiano pure sulle incursioni di Palermo. Poi, oltre alla vicenda stoppa, c'è il tema infortuni. Rossazzurri che avevano 6 indisponibili e che hanno perso 3 giocatori prima del match, Inglese, Di Tacchio e Allegretto. Durante la gara si è fermato anche Guglielmotti, il totale degli indisponibili sale a 10, decisamente troppo, anche su questo tema interviene Grella. Perché non c'è mai un colpevole, c'è sempre una condivisione di responsabilità e chi si deve assumere certe responsabilità in questo momento se li deve assumere per il bene del club. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.